Se non c'è nessun altro che vuole testimoniare, apriamo la Bibbia, leggiamo un passo che forse avremmo letto già tante volte, ma la parola ci parla sempre di qualcosa di nuovo e magari se sono cose che già sappiamo, lo Spirito Santo ce le ricorda, perché noi siamo facili a dimenticare. Leggiamo in Matteo, capitolo 14, leggeremo dal verso 22 fino al verso 36. Alleluia. Matteo 14 dal verso 22 fino al verso 36. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi, onoriamo la parola di Dio. Amen. Se l'avete trovata inizio la lettura. Dio sia lodato. Amen. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami». Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono, dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio». Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret. E la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. E tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Questa mattina possiamo anche noi toccare Gesù, se lo vogliamo. O possiamo fare in modo di mantenere una certa distanza fra noi e Lui. Ma credo che sia opportuno per noi avvicinarci di più a Gesù. Amen. Gloria al Signore. È un episodio molto conosciuto. Gesù cammina sul mare, si rivela ai suoi discepoli in un modo glorioso, camminando sul mare. Ma vorrei partire dal primo verso che abbiamo letto, il versetto 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Poco prima Gesù aveva fatto un grande miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci per 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, quindi era tanta gente. E dopo questo miracolo Gesù obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, come dire: voi non potete stare qui ci devo stare io. E gloria a Dio, perché la gente era lì dopo aver mangiato,
era lì a dare gloria a Dio, a ringraziare il Signore. E io credo che i suoi discepoli, dopo quel miracolo, volevano anche loro stare lì, a ricevere forse l'apprezzamento delle persone. Ma ricordo una cosa, se fosse stato per loro, quelle persone non avrebbero mangiato nulla, perché avevano suggerito a Gesù: mandali a casa, è ora di mangiare, mandali a casa che hanno fame. Gesù gli ha detto invece: date voi loro da mangiare. Ma cosa abbiamo da mangiare, Signore? Non c'è niente. Ci sono 2 pani, 5 pesci, portateli qua. E con un grande miracolo li ha moltiplicati, ha benedetto quel cibo e ha sfamato quella gente. Amen? Quindi dobbiamo riconoscere che la gloria va al Signore. Amen. E il Signore Gesù vuole essere glorificato. Amen? Amen? Amen. Ed è giusto riconoscere i meriti che vanno al Signore, o no? Alleluia. Noi siamo solo servi. Amen. Anzi, altrove è scritto che siamo servi disutili. Amen. Perché un servo, dopo che fa quello che deve fare, è chiamato a fare, fa solamente il suo dovere. Amen? Amen. Possiamo dare gloria a Dio? Amen. Alleluia. Per questo Gesù obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e a precedere. Obbliga. Questo obbligo mi ha fatto tanto pensare. Ma perché il Signore obbliga? Com'è? Il Signore non ci lascia liberi. Ma credo che nel cuore del credente rigenerato dallo Spirito Santo, in un certo senso, si senta l'obbligo, no? Si senta l'obbligo, ma non obbligo come sforzo, inteso come nel peggiore del significato del termine, ma deve sentirsi obbligato a fare il servizio a Dio che è dovuto. Amen. Se noi siamo qui questa mattina è perché abbiamo soddisfatto un obbligo interiore, no? Amen. Amen? Amen. Che badate, obbligo non va inteso come devo farlo per forza. È un obbligo che poi, quando lo facciamo, svolgiamo questo compito, stiamo meglio. Amen. Amen? Amen. E gloria a Dio. Il Signore ci obbliga a servirlo. E servirlo è un piacere. Amen. È una gioia servire il Signore. Ci ha chiamati a quest'alta e superna vocazione. È una chiamata che il Signore ha rivolto a noi e in questo caso, vedete, obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo nell'altra riva. E lui rimane lì, congeda la gente. Magari qualcuno avrà detto: grazie Gesù, grazie per il miracolo che hai fatto, per questo pane e i pesci che abbiamo mangiato. Gloria al Signore. Dopo aver congedato la folla, Gesù si ritira in disparte, sale sul monte e prega. Prega fino a tarda sera, si fa sera, lui prega, rimane solo a pregare. Alleluia, Dio ci dia grazia di imitarlo, e prenderci del tempo anche per la preghiera personale. Amen. C'è una preghiera comunitaria che va fatta in chiesa, va fatta insieme, quando ci raduniamo, no? Ma esiste anche una preghiera personale, che anche quella va vissuta, va coltivata. Amen? Amen. Coltivare questo tipo di preghiera, questa preghiera sola, da solo, con te, tu e Dio. Amen. È in qualche modo curare il rapporto personale che si ha con Dio. Noi vogliamo sempre di più che questo rapporto cresca e migliori, vero? Amen. Alleluia. Gesù ci insegna, lui era un uomo di preghiera, spesso saliva sul monte a pregare, si isolava, stava con i suoi discepoli. Sì, ma c'era un momento nel quale lui poi desiderava stare da solo e pregare. Io credo che il suo successo come uomo, come Dio, non possiamo negarlo. Gesù è Dio, vero? Amen. Però era vero uomo e vero Dio contemporaneamente. E il suo successo di servitore come uomo è dovuto al fatto che lui pregava il Padre. Amen. Pregava spesso il Padre. Amen. Aveva bisogno di cibarsi
di un cibo spirituale. E credo che anche noi abbiamo questo bisogno. Cibarci non solo dei cibi materiali, ma cibarci soprattutto del cibo spirituale, perché l'uomo non vive di solo pane, ma da ogni parola che proviene dalla bocca del Signore. Amen. Alleluia. Quindi Gesù sale sul monte, prega, e sembra quasi che abbia lasciato i suoi discepoli, si sia dimenticato dei suoi discepoli. Gesù non si è dimenticato dei suoi discepoli. Credo che mentre era in comunione col Padre vedeva, nella sua onniscienza, perché era anche Dio, vedeva la difficoltà dei suoi discepoli che mentre stavano remando affrontavano questa tempesta, questo vento contrario, e minacciava la loro sicurezza. Gloria al Signore. Sapete, quando si fa la volontà di Dio, quando si obbedisce a Dio, si va incontro sempre a un vento contrario. Non so se vi è capitato questa esperienza o avete riflettuto. Quando ubbidisci alla volontà di Dio, c'è sempre un vento contrario che vuole impedirti di raggiungere la meta che Cristo ti ha assegnato. È così. Perché i discepoli stavano remando e stavano facendo quello che Gesù aveva detto loro di fare. Stavano andando dove Gesù aveva dato loro appuntamento. Precedetemi all'altra riva. Amen. Amen. Quindi erano al pieno, al centro della volontà di Dio. Eppure un vento contrario soffiava contro il loro tragitto. Gloria al Signore. Soffiava contro la loro barca. C'è per questo vento contrario, a volte soffia contro il cammino della Chiesa, contro il cammino dei servitori di Dio. Quindi non ci dobbiamo stupire se mentre serviamo il Signore appare o ci sembra di vedere che tutte le cose sono contrarie o non vanno per il verso giusto. Proprio in questi momenti considera che stai facendo la volontà di Dio. Alleluia. E a qualcuno non piace che tu sei al centro della volontà di Dio e vuole scoraggiarti e vuole impedirti che tu possa raggiungere la meta. Amen? Amen? E quindi cosa bisogna fare? Bisogna rimanere nella barca. Perché se scendi dalla barca sei in pericolo totale. Ma finché rimani nella barca insieme agli altri discepoli, non sei solo, c'è l'incoraggiamento degli altri servitori come te. Amen? Amen. Per questo è bello stare insieme. Ci incoraggiamo, possiamo vedere che siamo sulla stessa barca, no? Ci raccontiamo a volte nelle testimonianze, le difficoltà. Siamo nella stessa barca. Le tue difficoltà sono anche le mie difficoltà, nel senso che anch'io ho le mie difficoltà. Non c'è nessun credente immune dalle difficoltà, ma possiamo incoraggiarci perché vediamo Gesù che si avvicina a noi. Amen. Amen. Proprio nelle difficoltà Lui si rivela nella nostra vita, come è successo a quei discepoli. Mentre erano in balia della tempesta, magari qualcuno pensava, oh Gesù è là, sta facendo là, poteva essere qua con noi ad aiutarci, no? Il Signore non si è dimenticato di quei discepoli, ma appare, lo vedono camminare sull'acqua. È qualcosa di glorioso, o no? Gesù si rivela come qualcuno di soprannaturale. Amen? Che non è legato alle leggi naturali. È impossibile camminare sul mare, però per Gesù non è stato impossibile. Amen? Amen. Perché è Lui, dice la parola di Dio, il legislatore. Ci sono nel mondo, il mondo fisico è fatto di materiale, di leggi fisiche, si studiano, no? Nella fisica, nelle leggi al quale proprio le cose, la materia è sottoposta, ma Lui non è sottoposto a nessuna legge, perché Lui è il legislatore, è Lui che ha creato ogni cosa. Amen. Amen. Ed ecco che Gesù appare camminando sul mare come per fargli capire, io sono al di sopra di tutte le difficoltà umane e terrene, perché io sono Dio. Amen.
Alleluia! Però molti si spaventarono. Vedendolo arrivare dissero, gridarono, è un fantasma. Subito Gesù con la sua parola li incoraggia. Alleluia. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Gloria al Signore. Questo incoraggiamento è valido anche per ciascuno di noi. Quando nelle nostre tempeste proviamo anche paura, la parola di Dio giunge puntuale. Coraggio, non avere paura, sono io, sono accanto a te. Alleluia, sono io che voglio salvarti, voglio prendermi cura della tua vita, del tuo problema. Gloria al Signore. Pietro e dice al Signore, Signore, se tu sei veramente tu, c'è sempre questo dubbio nell'uomo, non so perché, ma con l'aiuto di Dio dobbiamo sconfiggere ogni dubbio. Perché il dubbio impedisce l'opera di Dio. Però c'è nella nostra vita sempre questo dubbio. Era in Pietro. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E Gesù cosa risponde a questa richiesta? Vieni. Pietro scende dalla barca e cammina anche lui sulle acque, come Gesù. Eppure non era divino, era una creatura, ma era un servitore, qualcuno che aveva ubbidito fino a un certo punto alla parola del Signore. Questo ci fa capire che anche noi possiamo fare cose meravigliose. È Lui che opera. Amen. Ma se seguiamo il Signore, anche noi possiamo fare delle cose straordinarie. Amen. Alleluia. Amen? Amen. Nel nome di Gesù noi possiamo pregare per le guarigioni. Amen. Amen? Amen. E nel nome di Gesù, per la sua gloria, per la fede che noi mettiamo nella richiesta, è Lui che guarisce. Amen. Amen? E vedere un ammalato guarito è qualcosa di straordinario. Alleluia. È vero? Amen. Amen? Vedere miracoli, non siamo noi a fare i miracoli, ma noi possiamo camminare sulle acque come ha fatto Pietro. Se ubbidiamo a quell'invito che ci fa Gesù, vieni. Posso, Signore, anch'io camminare? Se sei tu, comandami di venire da te. Vieni. E anche lui per qualche metro, non so fino a quanto, per qualche metro anche lui camminava sulle acque. Poi iniziò a guardarsi attorno. Oh, che mi sta succedendo? E in quel momento cominciò a sprofondare, ad affondare. Finché il nostro sguardo è rivolto a Gesù, tutto va bene. Amen. Siete d'accordo? Amen. Amen. Finché guardava Gesù, camminava sulle acque. Il problema è nato quando ha iniziato a mettere in moto la ragione. La ragione. Ma com'è che io sto camminando sulle acque? Ma se tu hai chiesto qualcosa di impossibile al Signore e il Signore ti sta permettendo di fare questa esperienza, ma dai gloria a Dio. Amen. Amen. Invece di assillarti, ma come mai? Perché? Come? Ma dai gloria a Dio. Invece sprofonda, perché guarda attorno. Però, riesce, con quel residuo di fede che aveva dentro di sé, a rivolgersi al Signore. Elevando al Signore una bellissima preghiera. Signore, aiutami. Signore, salvami. Amen? Amen. Mentre stava sprofondando, Signore, salvami! Subito Gesù, steso la sua mano, lo tirò fuori. Però un piccolo rimprovero se lo meritava. Oh, uomo di poca fede. Gloria al Signore. Stesa la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Che cosa aveva da dire Pietro? Quella scrittura ci dice che non disse nulla, però quando anche Gesù salì sulla barca,
e il vento contrario cessò, la cosa che fecero i discepoli fu quella di adorarlo. Puoi solo riconoscere la gloria di Dio, non puoi dire altro. Che c'è da dire? Adoriamo il Signore, vero? Veramente tu sei il figlio di Dio. In questo momento ci siamo resi conto, vedendo di camminare sulle acque, quello che è successo con Pietro, stava affondando le afferrate, sei salito sulla barca, il vento è cessato. Signore, noi ti adoriamo, tu sei il figlio di Dio, veramente sei il figlio di Dio. Amen. Alleluia. E tante volte abbiamo bisogno di certe esperienze forti. Ecco perché vi incoraggio sempre a fare esperienze con il Signore. Cercate l'esperienza con il Signore, perché Dio è reale. Amen. Dio c'è. Amen. Non delegate alla dottrina, non delegate alla religione, tra virgolette. Noi non siamo una religione, noi siamo discepoli di Cristo, servitori dell'Iddio vivente. Amen. Noi siamo persone che hanno conosciuto Gesù e hanno fatto un incontro e una reale esperienza con il Signore. Alleluia. Ma questa esperienza deve essere diffusa, deve essere personale. Ognuno di noi deve poter dire: ho fatto un'esperienza con il Signore. Vedete, la testimonianza di Simone, non voglio innalzare Simone, però è un qualcosa di meraviglioso, un'esperienza che lui ha fatto. Mi sono reso conto che Dio è fedele con me. Amen. Ma come, prima non lo sapevi? Ma c'è bisogno a volte di un'esperienza che ti scuote. Amen. E allora dico: Signore, scuotici, Alleluia. manda un risveglio. Amen. 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 Perché il Signore non ha chiamato dei morti che entrano in chiesa, si siedono e fanno i morti. Dio ha chiamato persone che lo lodano. Amen. Gesù vuole essere glorificato. Amen. Amen. E deve sentire ogni credente l'obbligo. L'obbligo che poi sfocia e tramuta in gioia. Alleluia. Quando dai gloria a Dio, ti liberi, sei liberato. Alleluia. E Dio viene glorificato. Amen. E Dio ti benedice. Alleluia. Perché tu gli dai gloria, Lui ti benedice. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. I discepoli si resero conto, veramente tu sei figlio di Dio. E giunsero all'altra riva. Finalmente la meta viene raggiunta. E la meta viene raggiunta solo se sulla barca c'è Gesù. Amen. Se nella nostra barca c'è Gesù, giungeremo all'altra riva. E anche all'altra riva si sente, si riconosce il grande bisogno che c'è di Gesù. Qualcuno si accorge che c'è Gesù, dà la notizia: c'è Gesù. E molti accorrono verso Gesù, molti ammalati, perché si sapeva ormai che Gesù guariva. E io voglio dire, non solo si sapeva che Gesù guariva, ancora oggi si sa che Gesù guarisce. Amen. Amen. Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno, non cambia mai. Ancora oggi Gesù guarisce, solo vogliamo avere quella fede, come quella folla. Andiamo che Gesù guarisce, dai, andiamo da Gesù. Quello che manca oggi è la fede. Vogliamo avere fede nel Signore. Amen. 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 Alleluia. Pensate, molti lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste. Tanto lo ritenevano pieno di potenza. Lasciami toccare almeno l'orlo del vestito tuo, così io sarò guarita. Questa è la fede. Vogliamo avere fede a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia. Ma ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, oltre a ringraziare il Signore per la sua parola, vogliamo fare una richiesta al Signore. Signore, fa che questa parola produca quello per cui tu l'hai mandata a me. Amen. Amen. Che non rimanga fine a se stessa, parole e meditazioni che ho ascoltato già altre volte,
ma produca in me qualcosa di speciale che mi porti più vicino alla tua grazia. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia.